Siamo tutto pronto per iniziare questa manifestazione, seconda edizione della corsa Savuga. Eccolo qui, è partita. Prima mancata per un soffio. Eccolo qua. Anche lui è pronto, lui gioca in casa, speriamo che sia di buon auspicio. Partenza, si lancia in questa per un soffio Giovannino. Il vento gioca poi anche un ruolo importante in quanto non tiene fermo sicuramente il bersaglio. Terzo concorrente che si presenterà in asse di partenza, Claudio Carta, prepara al centro della pista Claudio Carta, al galoppo. Cavallo viene che si ripresenti in asse di partenza, ok? È stato colto dall'emozione anche il cavallo. Un applauso al buon Claudio. Riparte. Vediamo se ha necessità può al centro della pista. Quando è pronto Graziano puoi partire. Eccolo. Ha mancato anche lui, ripeto, non è facile, il bersaglio è molto piccolo. Guardate un attimino sulla destra della pista, vediamo il sole che può creare. Enrico Murtas, il prossimo concorrente, si presenta. Eccolo qui, arriva, perfetto. Sfiora, ma grande, ha fornito una buona prestazione. Jessica Dell'Ola è la prossima concorrente. Eldorado, il nome del suo cavallo, 4 anni, l'età dell'animale, al centro della pista. Accidenti, peccato, grande prestazione. Enrico Piani, da Gergei, che monta Icaro, 4 anni, è pronto. Eccolo qui, al centro della pista, galoppo, deciso, pronto, eccolo qua. Anche lui tocca l'anello, ma non riene anche di carattere regionale sugli ippodromi. Cavallo destinato, lei viene da Donigala e si presenterà anche lei con grandi propositi di ipizzare almeno per lei. Eccolo qui. Anche lui Itto si è vergognato, si è emozionato. Aspetta che mi sto vedendo. Eccolo. Frisca con Gatturo. Anche lei sfiora
Il cerchio, il fantoccio ha la sua consistenza e il vento lo fa spostare. Gianni, Enrico, Andrea, Alessandro Casadio ai nastri di partenza. Va benissimo, un secondo. Dopo Alessandro rivedremo in pista il primo concorrente che gran carriera, grande padronanza, eccolo in questo momento, deciso. Anche lui sfiora quasi. Molto buona. Marco, vieni fuori dalla pista. Si presenta, abbiamo visto che non è facile in un contesto del genere, anche per gli animali abituarsi ad un pomeriggio del genere dove ci sono rumori, suoni, un ambiente particolare. Però notiamo anche l'abilità dei cavalieri nel tenerli a bada. Sara. Allora, questo è un extra, è una pariglia. Vediamo un attimino questi ragazzi che partecipano a 8 anni l'età di questo animale. È pronto, perciò se vuole iniziare è libero, può partire quando vuole. Ecco, partenza. Di Mannas, via. Anche lui sfiora il famosissimo anello, non può essere stressato più di tanto nel viaggio. E Michele Massimo monta a Lipecio, un cavallo di 8 anni. Da quelle parti anche la tradizione equestre si fa sentire, perciò anche loro sono venuti appunto a trovarci questo pomeriggio. Si presenta al campo, partenza al galoppo. Sfiora anche lui, è partito al galoppo.
l'anello di essere intizzato. Confermate adesso che deve salire Marco Azzei da Ucellus. Siamo, come detto, eccolo qui, grande galoppo, anche lui eccolo qui. È Schirro anche lui, la prestazione di principio quasi. Infatti, denota le origini da western, però i cavalli Simigliano, ecco. Grande applauso a Massimiliano e Tiziana. Non è facile, ripeto. Un grande spirito di sacrificio. Marco, attenzione. Valentina Onnis, perdonate. Anche lei sfiora Eccolo qui Marcello che si presenta con Simone. Sfiora anche lui l'anello, ma probabilmente cavalli. Deve essere qualcosa che nell'aria percepiscono anche gli animali, come dicevo prima, non è facile in un contesto ecco, stiamo arrivando in Fariglia, molto belli, quasi anche loro. Simona, puoi avvicinarti un attimo qui, Simona? Simona, Anastasia, vieni avvicinati. Ok, sì, no, va bene che no. Dovrà essere impezzato per te. Ormai penso che qualcuno avrà preso le misure e probabilmente riuscirà appunto nell'intento di infilzarlo. Eccolo qui. Alla partenza Montaquin, appunto un cavallo di 9 anni. Ci sta predisponendo, la vediamo che sta raggiungendo il cavallo. Concepito.
raggiungendo i cavalli che sono posizionati al centro del recinto. Sara appunto si ripresenterà, a seguire ci sarà Giovannino Casadio, Graziano, no, negativo, qui l'organizzazione mi dice che no. Adesso Claudio Carta e Marco Azzei sono passaggio, anche Chloe sfiora il nastro. Fatemi un centro, sì. Noi iniziamo. Buon auspicio per la discesa, anzi in questo caso salita, e Sara sarà nuovamente in pista per cercare di fissare questo record gentile stasera, che non può dare nessuna soddisfazione, abbastanza freddo. Chi conosce il mondo dei cavalli sa che magari si può andare incontro a queste situazioni, i cavalli magari risentono, come dicevo prima, di tanti fattori, basta i movimenti, gli odori, i suoni. In questo caso anche i colori possono giocare un ruolo importante. Scusate, Pariglie, ecco, sono partiti insieme Maracalonis, eccoli qua, grandi applausi signori, questa è veramente abilità equestre, coordinarli, ad essere coordinati anche loro, equilibriste, eccola qua. Nella seconda tornata è stata brava, adesso Giovannino si ripresenta anche lui, perciò padrone di casa. Eccolo partito. Galoppo per un pezzo, gesto di nascita. Ecco. Ecco. Lancia. Anche Fisio. Grande abilità, si presenta. La seconda manche, diciamo, perciò già 2 stelle su 3 concorrenti. Abbiamo visto che sicuramente l'esperienza gioca un ruolo importante, ma anche prendere le misure. Un applauso anche ai Fisio. Adesso riprova Claudio. Facciamo provare Claudio con la sua... Simona, abbiamo necessità di conoscere il nome del cavaliere che parla adesso? Sì, ok. Facendo traina il cavallo.
l'anello, adesso vediamo un attimino se avrà miglior fortuna. Barbara sempre invece. Tito, il cavallo, rilassarsi. Ecco Barbara che si presenta. Sfiora l'anello. Ricordiamo due cerchi con il Duraro che fanno Tito. Qui sfiora i concorrenti Viso Massa, Sara, Casalino sono. Eccolo qui Enrico. Presenta al centro della pista. Disponiamo l'anello. Alessandro Casadio. Sfiora anche lui l'anello. Elia Dessi di Mandas che monta Alga, una cavalla di 18 anni. Al centro della pista, parte in questo momento. Ecco, la Galocco, l'età gioca un ruolo importante anche nella storia. Colpisce la gallina stavolta. Preso, grande. A tentare la sorte, ecco. Si garantisce, come la garanzia. Si predispone, eccolo qua. La prova, punta e spara, ma purtroppo l'anello è caduto. Pedro e Selvaggia. Attenzione, pianino. Anche stavolta
non è facile. Valentina, eccola qui che si presenta, prova anche lei signora. Questa cartina sarta, davanti a Eccolo qui. Ed ecco Dino, che un applauso a Dino. Sì, Dino, se vuoi scendere dalla pista, puoi scendere dalla pista per far prima. Marcello Scintu deve gareggiare? Vuole ritentare? Marcello Scintu. Partenza. E Marcello prova. Vi ricordo che Efisio Massa con lo stesso cavallo aveva colto il secondo anello Casadio, per passare a Casadio. Partito Graziano in questo momento. Con Queen. Vedremo appunto l'esibizione della pariglia di Mara e poi a seguire i 4 cavalieri si contenderanno 3 premi.
Avevo il piacere di informarvi che al termine delle esibizioni, naturalmente dell'ultima manche, a cui parteciperanno i 4 cavalieri, l'organizzazione è lieta di farvi avvicinare giù, sicuramente su al biglietto dove è stata predisposta un invito per tutti quanti. Eccola Sara! Presa per la seconda volta con si trova Pitto questa volta, non è facile. Ripeto, non è facile, dubbio dire cavalli. Riproviamo anche un pochino. Cercherà di eguagliare Sara. Anche lui sfiora, è sembrata che questa volta il cavallo che sta puntando per la seconda volta. Abbiamo visto anche stavolta che la linearità della corsa porta a un buon risultato ed è molto importante. Posizione Sara, avvicinati bene. Ce la fanno? Il fresco del maestrale. Un ringraziamento anche a chi è venuto a vedere questa manifestazione.
abbiamo avuto l'opportunità di conoscere e ringraziamo per essere stati con noi questo pomeriggio. Un bravo naturalmente a tutti i cavalieri che si sono esibiti. È sicuramente un'occasione per proseguire anche in un momento conoscere i cavalli mi sembra importante. Ecco qui, la famiglia passa in rassegna, adesso riproveranno e si riproporranno. Ecco, si ripresentano, speriamo che sia la volta buona. Apparile di Mara. Eccolo qua. Con i 4 mori, ha 4 mori il cavaliere di Mara. Saluta il pubblico. Io vi chiedo un applauso per questi signori, anche se avete le mani impegnate, ma che provano, lo riprovano, insomma, per passione. Vedete, non è facile mantenere l'equilibrio. Sara, eccoci qua, un applauso anche a loro. Alessandro, si sono prestate e hanno fatto le britelle in questo caso. Buon appetito.
prima. Ecco a voi Schirru. Vuoi prendi vada? Tu stai dentro porta, dai. Di cosa che qualcuno? 2, 3, Lo sguardo dove è lo sguardo dove è noi? Ne radi che tutti in vita e ne aveva a noi, dai, facci andare cosa. Presente? No, no. C'è guardia. Sono un flesso. Fai il cammino avanti. Andiamo. Aspettate mal la coda. Salutare.